vittoria con brivido finale, amici bellini, e ho preso 35 screenshot. Nonostante non ci siano molte azioni, però le singole azioni importanti secondo me vanno viste con più frame. Cominciamo. Ho notato che stavolta la reaction vi è piaciuta di più. Anche Angioletta ha detto che ero in grande forma, perché le emozioni comunque di Champions non sono banali, noi non siamo abituati a tutte queste cose, quindi anche mezza azione mi esalta e mi fa emozionare. Do il benvenuto a Black Box Corner e a tutti i nuovi iscritti e mi affaccio a mostrarvi questi screenshot. Più che altro è bello secondo me parlare delle prestazioni anche individuali, oltre alla questione del modulo, dove però Conte comincia a dimostrarsi un po' più possibilista, un po' più aperto alla possibilità di alternare, e allora io sono contentissimo perché non ci fossilizziamo e apriamo a delle possibilità dove diventiamo più difficili, meno prevedibili, e quindi questo è ottimo. Voi potete già lasciare il like. Tra l'altro cercherò di mantenerlo breve, so che ridete quando dico così, esce lungo quanto viene lungo, non ci posso fare niente, ci spostiamo cercando di non laggare. La prima azione, perché negli highlights c'è un tiro velleitario dello Sporting, il Napoli comincia facendo più possesso palla, poi lo Sporting prende un po' campo, ma non succede niente di pregnante. Ci sono delle situazioni che mi sono scritto che vediamo dopo gli highlights, quindi quando io rivedo la partita per intero e mi prendo dei momenti specifici dove vediamo la posizione di Anguissa, e proprio Anguissa la partita che dovrei mettere Anguissa in copertina, anche se ci deve andare Kevin, non lo so quale sarà la mia scelta finale, ma partiamo da qui, dove in realtà è proprio Anguissa è un po' passivo. Io devo dirvi la verità, poi nella live l'altro ieri Guido è stato anche bravo a dire: voi siete un po' troppo severi con Anguissa, ci sono cose che lui fa che non si vedono. È vero, e le sto cercando proprio per evitare che poi si sentirà ma io lo so che ne sentiremo la mancanza quando magari non sarà disponibile. Però qua per esempio io li voglio vedere sulle ginocchia tutti i giocatori attivi nell'azione, e invece qua passaggio in avanti verso questo giocatore lo vorrei vedere aggredire lo spazio, andare magari a stringere su quest'altro, se questo la smista di prima qua poteva essere invece un po' passivo. Io ho avuto l'impressione, riguardando la partita, che Anguissa fosse un po' a terra, cioè a ogni scatto soffrire un pochino proprio fisicamente, al di là della posizione in campo, cioè secondo me è un po' stanco, e ci può stare inizio stagione, non lo so, però sappiamo che viene chiesto un super lavoro ai centrocampisti e quindi potrebbe essere anche un momento di stato di forma non eccezionale dopo un inizio straordinario, ricordiamoci. It's so fucking hot. Tuttavia, ho dovuto accendere un po' le cose perché fa un po' caldo. Forse la maglia argentina ho trovato al thrift store. Scusa Danilo, se ogni tanto dedicata comunque a Danilo. La maglia argentina, Julian Alvarez. Intanto Anguissa con il suo andamento tranquillo comunque riesce a intervenire, ed è suo il primo contrasto dove recuperiamo palla. Dopodiché la palla finisce nella zona Højlund, ma la recupera De Bruyne. E qua De Bruyne fa la prima magia, cioè fa scomparire il pallone sull'attacco dell'avversario, postandolo proprio, e serve Anguissa. Anguissa quasi gli sta indicando di buttare in avanti direttamente a Højlund, e invece no, De Bruyne crea il triangolo passandola ad Anguissa, che gliela restituirà di prima. Quindi comunque vedete, a livello proprio tecnico calcistico Anguissa è comunque importantissimo, perché ha delle possibilità che non tutti hanno. Lo vedete, di prima, anche con grande classe, Anguissa restituisce il pallone. Nel frattempo De Bruyne ha fatto questo movimento qui, quindi addetta proprio l'1-2, poi fa una cosa da ventenne, perché la classe, il modo in cui tocca il pallone, non c'è dubbio. Da ventenne ci sta mettendo quello che è l'applicazione del primo pressing, dove va a rincorrere tutti, e non è una cosa nuova per lui, perché con Guardiola tu sei chiamato a una riaggressione feroce quando perdi palla, questo non c'è dubbio. Però fa una cosa da ventenne, nel senso che fa uno scatto palla al piede con dribbling in avanti, che insomma devi avere anche una tenuta fisica per farlo. E dopo aver toccato il pallone per un paio di volte, questo è il momento in cui tocca il pallone in avanti per eludere l'intervento di questo difensore o centrocampista. Lo salta netto di secco. No, lo salta secco di netto. Dopodiché lui tocca il pallone per altre due volte con l'esterno, e qua
questo non si può insegnare, questo è tutta è esperienza, è istinto, è classe, è la capacità di in un microsecondo di capire a che velocità sta andando il tuo destinatario Højlund, capire qual è la velocità giusta che devi dare al pallone in modo tale che non sia troppo corta, che non sia intercettata dal difensore, o troppo lunga perché un difensore poi può andare a fare la diagonale. Insomma, la calibra alla perfezione, perché poi lo devi pensare ma lo devi fare, e calibra questo filtrante tra i giocatori perfetto, che rallenta proprio nel momento, proprio nei passi, nella frequenza dei passi di Højlund, e lo vediamo nel prossimo screenshot, dove quindi al limite di quello che è il campo, poi lo sapete, lo tagliano da una parte, lo tagliano dall'altra, quindi queste sono porzioni di campo che non so se si vedono. Proprio lì Højlund riesce a prendere contatto, prende possesso del pallone, e anche quello che fa Højlund non è affatto banale, perché il difensore è accanto a lui e potrebbe cercare di intervenire, ma è da qui che si vede benissimo il primo controllo di Højlund di interno sinistro a protezione, quindi non va in avanti portando solo avanti con l'esterno come spesso si fa quando vai dritto per dritto, fa una protezione della palla di interno sinistro in modo tale che si può mettere tra pallone e avversario e proseguire la corsa. Dopodiché io chiedo aiuto al mio fotografo segreto, che ringrazio per un'immagine un po' più bella per quanto riguarda il gol, che fa di destro, quindi non con il piede su ma con la frequenza di passi. Quando poi vuoi anticipare l'intervento di un portiere sembra quasi un gol a mazzo, quando la palla poi tu la tiri centrale, ma anche questo è un ragionamento che c'è dietro, perché il portiere cerca di farsi più largo che può per coprire più porta, quindi finisce con l'allargare le gambe, e nel momento in cui lo fa basta prendere il tempo, proprio nel momento esatto in cui il portiere sta cercando l'uscita, lo freghi con l'anticipo e finisce in mezzo alle gambe, che è un gol che quando lo prendi tu dici: oh, portiere, la piada mezza e coach, sì, però quello è un modo di segnare, e le punte lo conoscono bene, perché nel momento in cui sei in uscita facile che si apre quello proprio sotto le gambe. Poi un bel tiro a giro di Politano, bel giro proprio molto esterno. Riguardando i replay ho il sospetto che avrebbe potuto prendere il palo, o magari il palo interno per far gol, perché il giro lo stava prendendo proprio bene, però è bravo il portiere proprio a bloccarla qui in estensione con la mano. Bel tiro, bella parata. E fondamentalmente andiamo direttamente al secondo tempo. Ho altri screenshot del primo tempo di posizionamenti che vi devo far vedere, ma completiamo prima gli highlights. Questo è uno statement, cioè, ve la ricordate quelle immagini, no? Di Spalletti, di tutti avanti così? Comunque c'erano due difensori per far partire l'azione. Qua si può fare di più e di meglio. Come no? Sarà sicuramente una bella sfida. Perché stiamo tutti lì, così come il PSG che fa il suo calcio d'inizio, che butta la touche per fare direttamente il pressing offensivo. Qua tutta la squadra a centrocampo pronti a buttarsi in avanti, perché sfrutti la presenza di un portiere che fa del rilancio uno dei suoi punti di forza, ti fidi e lo puoi fare, non c'è bisogno di un difensore, lo può fare Milinkovic-Savic, che riceve il pallone e lancia lunghissimo, poi ci sarà un colpo di testa di Højlund, il portiere, insomma Højlund che insegue un colpo di testa e il portiere che interviene. Però bella immagine questa, specialmente sull'1-0, perché quando il Napoli in vantaggio si chiude subito, non subito, la voglia di farne un altro e un altro ancora c'è sempre, poi non sempre si riesce. Dopodiché arriviamo al rigore, dove purtroppo mi hanno mandato un altro screenshot, non si vede benissimo l'aggancio, però ve lo farò vedere. Qui volevo sottolineare quello che vi dicevo in live, e cioè che Lobotka per un microsecondo si perde la marcatura di Hjulmand. Lobotka l'ha francobollato per tutta la partita, ne ha limitato tantissimo la regia, ma in questo caso è da sottolineare, perché Hjulmand, che riesce a trovare un po' di spazio tra le linee, sarà protagonista dello scambio che poi porta al tiro, che poi porta alla deviazione, che poi porterà al rigore. E questo è un momento, ne ha avuti due
di momenti Lobotka dove perde il contatto con Hjulmand e l'altro sapete qual è. Come vedete la palla finisce a Hjulmand che lascerà a lui, poi arriverà il tiro che verrà deviato da Juan Jesus, ma in questo momento vedete bastano pochissimi metri di distanza che uno come Hjulmand, che è un giocatore fantastico, se te lo perdi un attimo si scompagina tutto. Ecco perché parliamo anche di un calcio molto dispendioso, magari non sempre bellissimo, ma che dà soddisfazione quando riesce. Almeno a me dà soddisfazione lo stesso, anche se non è un tiki-taka furioso, è un'applicazione furiosissima anche di certi principi e di certi adattamenti. Comunque questo è l'aggancio e ci tengo alla lotta allo screenshot. Vedete, purtroppo noi qua non possiamo mostrare immagini, video, fotogrammi, video io ve li posto nel canale Telegram che trovate in descrizione, però se tu posti questo, per esempio, se tu posti questo screenshot si può dire guarda il piede di Politano non lo tocca mai, lui sta in volo, vedete che c'è uno spazio, quindi non c'è il rigore. Teniamo presente che Politano non protesta, anzi nel momento in cui c'è il tocco Politano fa proprio mannaccia l'ho toccato e non protesta proprio. Poi siamo anche noi che non protestiamo mai, non sarebbe stato male, anche però lo so che è proprio una questione di fair play, noi quando accettiamo il verdetto mentre altra gente protesta anche quando è evidente e dicono bugie. Politano tra l'altro capitano, la fascia che può pesare come è pesata per Di Lorenzo pesa per Politano e poi peserà per Lobotka dopo. Insomma qua voglio, questo è il momento in cui Politano atterra con il piede, ma 2 fotogrammi prima tocca proprio in questa zona la scarpa, gliela sfiora, ve lo giuro, gliela sfiora per un momento. Il giocatore dello Sporting sta andando in avanti, si sente toccare, stramazza al suolo come fosse stato, però il tocco c'è e di fronte al tocco Politano si sente in colpa e non dice altro. Rigore e basta, perché poi se lo avessero fatto contro di noi questo diremmo. Anche qua a me mi dispiace perché poi ci sono delle cose buone che ho visto e che vi farò vedere, però su un rigore battuto e io non voglio vedere questa passività, onestamente. Voglio vedere uno che sta al limite dell'area, che magari va a dare fastidio a questo qua, magari ok c'è Beukema perché ognuno ce ne ha uno e va bene, però io non lo voglio vedere così passivo, così arrendevole. Milinkovic Savic è uno che i portieri li para, corri verso, entra nell'area per partecipare a un'eventuale respinta. A me questa immagine onestamente non piace, però secondo me, ripeto, secondo me è stanchissimo, proprio le mani sui fianchi di chi non ce la fa più. Questa azione qua anche si segnala come pericolosa, il tiro finirà alto, bello alto, forse anche più alto, però bisogna tornare indietro per vedere da dove, come si arriva a questa situazione un po' scompaginata, perché ci sono i 3 difensori, ne manca uno che è ovviamente Gutierrez, anche sa è arrivato, quello alla fine fa tante rincorse comunque all'indietro, io non voglio, c'è un lavoro dietro, dobbiamo tornare indietro di una decina di secondi dove Gutierrez sta qui ed è Lang che purtroppo nel suo movimento a rientrare cerca di servire Kevin, però la palla viene rimpallata da questo Kenda, buon giocatorino, non diciamo giocatorino che magari poi gioca a Torino, è la solita battuta così, un buon giocatore che quindi c'è un contrasto, palla persa da Lang e qua stiamo un po' sbilanciati, ecco perché loro si riversano in avanti e creano quei presupposti. Dopodiché il frame che mi piace prendere è questo, nel senso che chi ha giocato a pallone sa che se hai una grandissima sensibilità col piede, anche a palla ferma tu lo metti dove vuoi. Ok? Cioè, sai come toccare il pallone per metterlo dove vuoi. Quelli con meno tecnica, quelli che hanno un po' più di difficoltà, preferiscono, se devono fare un lancio, un cross o qualcosa, che la palla sia già in movimento. Non lo so, almeno a me capitava così. Mi porto avanti un pochino il pallone, col pallone che già sta rotolando la riesco a colpire un po' meglio, o alle volte un tiro mi funziona meglio se lo prendo di controbalzo, quindi sfrutto l'inerzia del pallone. Kevin qua la blocca con la suola, la riceve di ritorno da Gutierrez, la blocca con la suola
quindi pallone morto, come si dice, lo addormenta e metterà il cross praticamente come se fosse un autocalcio di punizione, cioè si crea i presupposti, palla ferma e il pallone lo faccio andare dove voglio io. Ma non sto romanticizzando troppo, perché poi a questo cross, no, il cross da solo non basta se non c'è il coraggio e il tempo, il tempismo, il ritmo con cui si arriva sulla palla, e anche cito il coraggio perché comunque il portiere non è uscita e si sa, il portiere è sempre in vantaggio, può utilizzare le mani, se sfiora il pallone ti può anche travolgere e non è mai colpa sua. Quindi Højlund che impatta su questo pallone, che lo gira perfettamente in porta con tempismo assoluto, è anche questo un gesto tecnico da non sottovalutare. Poi mi dispiace, uno dei giocatori miei preferiti che è Hjulmand, anche qua lui si macchia di una simulazione clamorosa, nel senso che c'è un contrasto e purtroppo l'istinto sta cambiando, e se non facciamo qualcosa per le simulazioni dobbiamo cominciare a punirle seriamente, toccando il portafogli dei giocatori anche a posteriori. Magari non vuoi intervenire in partita, a posteriori una commissione specializzata che riguarda tutte le azioni. Ah, qua hai fatto finta di esserti fatto male, ti sei rialzato subito e hai partecipato all'azione, multa $10.000. Sovvenzioniamo le scuole calcio e multa, perché stai cercando di ingannare l'arbitro, stai cercando di trarre un vantaggio. Qui lui si butta l'istinto è mamma mia, faccio perché ci sono delle dinamiche di fallo, anche a me sembrava un fallo pericoloso, non lo era, anche perché lui si butta a terra, si tocca, si guarda intorno, si rende conto, perché l'istinto poi dopo lascia spazio alla ragione, che manca 1 minuto alla fine dei tempi di recupero, e dice io il vantaggio non l'ho ottenuto, seppure andassero a rivedere per un fallo, per magari espellere la cosa, uno in meno a 1 minuto dalla fine, perdiamo solo tempo. Si rende conto e si rialza, visto che sono ancora loro in possesso di palla, tant'è vero che dopo 3 secondi lui non solo è rialzato, ma sta bello fresco e tosto per addirittura chiamarsi il pallone sul fallo laterale. Dice davvero a me, sono pronto. E allora come la mettiamo? Le simulazioni stanno rovinando il calcio, perché i ragazzini che io vedo nei reel e nei vari video si buttano a terra, rotolano e fanno smorfie e fanno suonini, perché imitano i loro idoli che fanno queste cose. Di conseguenza si andrà verso un futuro dove nel calcio viene normalizzato tutto questo e si rovina tutto perché non è più calcio, è una finta. E sta talmente bene Hjulmand che si sviluppa l'azione, addirittura lui detta il passaggio al compagno, perché tutti i palloni post potrebbero passare da lui, c'è sempre Lobotka in zona, ma lui detta il passaggio sull'esterno come giusto che sia, ed è in questo momento con la palla sull'esterno su Kenda che Lobotka si lascia un po' attrarre dal pallone, quindi resta in quella zona guardando la palla e Hjulmand comincia ad inserirsi. La scelta di tempo è buona, si inserisce tra Juan Jesus e Beukema che lascia un'altra marcatura per andare a chiudere, ma è leggermente in ritardo. Impatto col pallone che lui schiaccia, forse sapendo vabbè che quando sei al 94esimo la pigli come la pigli, però certi campioni ci ragionano su queste cose, e se vuoi cercare un difetto a Milinkovic-Savic è che è difficile per lui così alto andare a chiudere a terra, ma per fortuna ci va, riesce a smanacciare, e qua non fa niente che smanacci al centro poi dell'area, perché dovevi solo pararla, là è tutto istinto, è il momento, non puoi pensare aspetta la butto in calcio d'acqua, così. Anzi meglio così, smanacciata al centro, non c'erano avversari, c'è un bravo Beukema che recupera il pallone e che, credetemi, non la spazza, perché Beukema chiuderà con il 100% di passaggi riusciti, 80 su 80, quindi anche al 94esimo Beukema qui non l'ha buttata alla bene o meglio, alla peggio super quasi in fallo laterale, no, di sinistro, guardando dove stanno i compagni. Questo penso sia Lang, cioè la calma, il sangue freddo, la capacità anche tecnica di non buttare un pallone. Anche qua crei un presupposto per un eventuale contropiede letale. Bravo Beukema. E andiamo a ciò che non si vede negli highlights. Questa è una partita con highlights molto corti,
corti, quindi il racconto di chi si è visto solamente le azioni da gol non vale per il racconto della partita. Qua io dall'inizio, dal sesto minuto, ho cominciato a guardare, volevo sottolineare la possibilità che anche Anguissa si abbassi un pochino a dare una mano ad alternarsi con Lobotka nella prima costruzione, il che può permettere a Kevin di stare più avanti e di guardare la porta e di non farlo sempre. Il fatto che Kevin si abbassi per aiutare Lobotka non è una cosa necessariamente negativa, perché manda in difficoltà la squadra, che se ti devi marcare un regista uomo è un conto, se te ne devi marcare due è un altro, se addirittura ne devi marcare tre vuol dire che McTominay se ne va. Quindi nell'idea dell'1-4 c'è la possibilità poi di poter liberarne un altro quando magari si vogliono fare marcature a uomo. Quindi il fatto che Anguissa qui faccia così, bene. Qui lo studio di Gutierrez da terzino di Conte, da terzino sinistro di Conte, perché quella è una posizione dove abbiamo visto anche Oliveira. Gutierrez noi ce lo aspettavamo giocatore di binario che potesse coprire quell'ampiezza sulla fascia sinistra che ci manca non con questo modulo ma con questi interpreti, perché con McTominay non lo puoi fare. Però anche Gutierrez gioca molto in mezzo al campo quando il Napoli sviluppa sulla destra, quindi bello sotto certo punto di vista, calcio evoluto. Però ecco, nel chiedere una cosa a Conte, ma l'ampiezza non la vogliamo sfruttare in maniera diversa? Vediamo, può essere che l'ampiezza si recupererà quando si utilizzerà il 4-3-3, ma anche col 4-3-3 terzini in mezzo al campo è una cosa che a Conte piace, i presupposti si creano, forse c'ha più ragione lui di noi. E qua è dove si pestano i piedi, non lo so se si pestano i piedi, sicuramente hanno avuto la stessa idea in questo momento McTominay e De Bruyne nel fare questo. Sembra quasi che sai, poco. Allora, movimento in profondità contemporaneamente, entrambi sulla stessa fascia che non è la fascia di loro competenza, però si accavallano un pochino. Dopo 7 secondi lo fanno di nuovo. Entrambi in profondità là nel pescare un eventuale passaggio di spina. Può essere anche una cosa studiata di sovraccarico su una fascia per creare dei presupposti, non lo so non lo so onestamente, però si può dire che abbiamo visto McTominay un po' più in difficoltà, e questo è forse il McTominay di quelli che al Manchester United non lo amavano. Cioè McTominay è un giocatore tra virgolette normalizzato in questo schema, dove ha meno spazi per inserirsi e dove deve fare più lavoro sport. Vedete che non era una cosa casuale, anche sai in mezzo ai due centrali che si viene a prendere il pallone quando magari Lobotka sta un po' più avanti, anche perché Lobotka doveva andare a prendere, ricordiamo, Hjulmand, quindi se Hjulmand si abbassava molto in costruzione Lobotka l'avrebbe dovuto seguire. Di conseguenza se il Napoli recupera il pallone in fretta si deve abbassare uno tra De Bruyne e Anguissa per la costruzione insieme ai centrali. De Bruyne si abbassa, non si deve abbassare, sì, non si, ho capito, però dobbiamo guardare anche i compiti quando non c'è la palla. Se Lobotka ha tenuto a fare questo primo pressing sul regista come ha fatto su Modric, bisogna vedere quali sono i vantaggi e gli svantaggi, e lì con umiltà lasciamo decidere a Conte se ci sono più svantaggi o più vantaggi. E la chiamata all'umiltà è per Hernanes, il profeta mi ha scocciato, mi ha annoiato tantissimo, si è permesso di dire passaggi inutili per quanto riguarda De Bruyne, e là vado in freva, e là se trovo il tempo, grazie ai vostri like, ogni like è un minuto in più di tempo di vita per me, per raccogliere le immagini di Hernanes che fa errori, e noi ci mettiamo là a fare una bella scelta, prendiamo le immagini sue, vedi qua hai sbagliato e qua De Bruyne ha fatto bene, avresti dovuto fare come De Bruyne. Mi dà fastidio anche quando dice cose giuste, e il modo in cui si dicono le cose, il modo è importante, la scelta delle parole è importante, altrimenti diventi insopportabile. Qua volevo un po' scagionare Lobotka, che qui è su Hjulmand come doveva essere, ma è bravo lo Sporting. Lui è Simoes, centrocampista di 18 anni che in due frame before di questo si è abbassato tra i centrali per aiutare la costruzione dei due difensori centrali, il che ha portato De Bruyne giustamente a seguirlo, perché De Bruyne è tenuto a fare il primo pressing insieme alla punta sui centrali. Nel momento in cui c'è lo scarico e il ragazzo si va a posizionare in questa zona, De Bruyne lo segue, ma lo Sporting continua a far girare palla, ritorna ai centrali, e in questo momento Højlund dovrebbe stare un po' più qua,
secondo me, sull'altro centrale, e nel momento in cui De Bruyne ha fatto tutto questo movimento qua, non gli puoi chiedere di fare il contromovimento, e Lobotka con grande generosità prova ad andare a chiudere sull'altro centrale che stava impostando. Quando fai questo, ovviamente si libera di nuovo Hjulmand. Quindi la generosità che spesso alcuni giocatori del Napoli, che si sentono in grado fisicamente di andare a coprire delle falle momentanee, una o due in 90 minuti, può creare quella scompaginazione che devo trovare un altro termine, perché questo comincio a non sopportarlo nemmeno io. Ma insomma, gli equilibri fa parte di tutti gli accoppiamenti, se non li rispetti fino in fondo si possono creare dei problemi. Riprendo una foto di Oriali così a caso dall'altro video perché è bellissimo. Mi segnalavano dal gruppo Telegram che non solo Beukema finisce con 80, io 80 su 80, cioè non è che vabbè è entrato dopo, ha fatto 2 passaggi 100%, 80 su 80, 100% di passaggi riusciti. Il dato di Gutierrez è pure interessante, coinvolto di meno, però 22 su 22 per un terzino non è facile. Questi sono i numeri a cui ci ha abituato Lobotka, 76 su 79, 96%, roba pazzesca. Un po' più umano Juan Jesus in questo caso, anche perché Juan Jesus ha verticalizzato molto di più, quindi si è preso la responsabilità di passaggi un po' difficili. Anchissà, 12 duelli a terra, solo 3 vinti, è lì che mi arrabbio. Vedi per esempio Scotti, dribbling tentati riusciti 2 su 2, duelli a terra vinti 4 su 9, già meglio, e stiamo parlando di una brutta partita di McTominay. Attenzione, se io poi comincio a vedere che De Bruyne, duelli a terra vinti 6 su 11, parliamo di duelli, 3 dribbling su 3 riusciti e duelli aerei vinti 1 su 1, allora bastava Domizzi per fare per avere queste prestazioni, perché quello segni solo i rigori, anche Domizzi era bravo sui rigori, e no, all'interno della partita c'è tutto il resto, e c'è il carisma, e c'è l'esperienza, e ti sei preso a uno che insieme a quello che ti fa adesso vale quello che ha fatto in carriera, se no bastava Domizzi. E poi scopriamo che la Roma deve tirare 3 rigori su 1 e Dobbik c'ha tiro in gol, lo ripeto, su lei lo sbaglia, e allora anche se fossero solo i rigori di De Bruyne io me li tengo stretti. Tra l'altro questo era quello che vi ho fatto vedere in live, che cronache parlava della classifica degli assist nella storia della Champions League, con Ryan Giggs davanti, Di Maria, Beckham eccetera eccetera, con De Bruyne che con i 2 assist supera Iniesta e Zidane, non poco. Però poi ho trovato questo, storia Champions League, più assist che Ronaldo e Messi, che fai, non ce li metti? Dovevano esserci per forza. Quindi abbiamo Ronaldo 42, Di Maria 41, Messi, Neymar, poi c'è De Bruyne a 31. Comunque chi vuoi prendere in esame, i numeri sono molto diversi, non lo so, ma è bello vederlo qui, è bello vedere, anche se la foto è con il Manchester, è bello vedere il nostro stemmino. Andiamo ai piccioni, nel senso, ecco qua, c'è qualcuno che ha dato 10 all'arbitro. Signori, dovete essere un po' più seri con questi voti, altrimenti si scompagina tutto. Comunque 5 più a me non mi è dispiaciuto, non mi ha fatto impazzire, mi ha dato l'idea che quel fallo di De Bruyne, dove non ha chiamato poi alla fine niente, potesse essere pericoloso, e dopo quello ha fischiato un po' meno a favore nostro, ma il rigore c'era e poco altro. 6,5 per Conte. Se ci mettiamo anche la conferenza che abbiamo ascoltato insieme in live, ecco perché la partita si divide in reaction, live e l'analisi, perché c'è un po' di tutto e ci sono i vostri spunti. Se ci aggiungiamo anche una conferenza dove è stato molto bravo anche a coinvolgere tutti gli uomini della rosa nel racconto di chi merita una menzione speciale, a partire da Juan Jesus, passando per i giovani che stanno crescendo come Vergara, Ambrosi, Marianucci, e anche l'idea che ci dà di essere più elastico e di cambiare modulo, e sta facendo dei cambi in maniera più veloce rispetto all'anno scorso. 6,5, anche tendente al 7 per quanto mi riguarda. Le vittorie in Europa vanno esaltate, anche le vittorie contro le piccole in campionato, lo sapete come la penso. Le vittorie in Europa hanno ancora più importanza, specialmente per quest'uomo qua. 6 più per Lang, il volenteroso, che ha fatto più, si è segnalato più per un paio di
sta dicendo svirgolate, ma insomma interventi difensivi che sono serviti. Lucca entra a dare una mano, poca roba. 6 Olivera in un intervento un po' incerto, in un altro intervento bravo. 6 ci sta. 6 e mezzo Neres, ancora più fase difensiva per lui, mi è piaciuto di meno quando aveva la palla, paradossalmente, anche lui l'ho visto un po' scarico. Gilmour entra per fare primo pressing. 8 Højlund ci sta tutta, perché comunque 2 gol, una bella doppietta di sostanza in Champions League non è da poco. È bello che lui dice avere uno come De Bruyne che ti mette in porta. Adesso capisco perché Haaland c'ha tutti questi gol. Haaland è forte, ma avere De Bruyne aiuta. 6 per McTominay, vedi, tra il 7 e il 5 se la cava Scott. Io insisto con il mio tema: salvate il soldato Scott, nel senso che qualche volta, lo so che è utile, so benissimo che giocherà perché è utile, a prescindere da quello che fa, che è flashy o meno, nel senso che è più appariscente quando segna, quando si inserisce, quando supera il giocatore, ma anche il lavoro che fa, vedete che la community lo premia. Ma salvate il soldato Scott, perché se gli chiedete di fare anche la fase difensiva dell'esterno sinistro, lo perdiamo un pochino troppo, e credo che lo perdiamo in lucidità, e lo perdiamo perché non ce l'ha nelle corde fare il difensore di un binario. Quindi secondo me potrebbero giovarne tutte se cominciamo anche ad alternarli. Lo so che togliere un Anguissa per mettere De Bruyne e McTominay a 3 potrebbe non avere equilibrio, so che togliere McTominay è difficile, so che togliere De Bruyne è difficile. Magari con il minutaggio li vediamo più in alternanza. 7 e mezzo Milinkovic-Savic mi ha fatto urlare come un dannato, quando specialmente c'hai una parata da fare, anche altre a terra semplici, ma quell'unica parata nel finale ti esalta, perché non è facile. E lui è stato anche bello, come l'ha detto, insomma, ha detto De Bruyne ha fatto l'assist, Højlund ha fatto i gol e io ho fatto la parata, abbiamo fatto ognuno quello che bisogna fare. Piace Spina a sostituire Di Lorenzo. E quando arrivò la frase che mi uscì, chi ste giocatore, perché giocatore di pallone va solo preservato fisicamente, perché la tenuta atletica è quella che è, in questo momento sta in grande forma, gestiamolo bene, che è un bel lusso. Piace anche Beukema, piace assai nella sua pulizia, e mi sembra bello attento. Quando ti manca uno solido come Rachmani, se sta crescendo anche lui come difensore normale, io lo apprezzo tantissimo. Che dire su Juan Jesus? Io non devo dirvi proprio niente assolutamente, perché quando tutti si divertivano a insultarlo a prescindere, io stavo là a valutare delle prestazioni comunque dignitose, a volte egregie e a volte ottime, e per fortuna l'ha detto anche Conte, perché quando poi lo dice Conte girano i titoli sui giornali e qualcuno meno attento pure magari si convince. Ma so che molti altri stanno aspettando sull'uscio il primo errore di Juan Jesus per tornare a vomitare quello che volete vomitare. Non mi avrete mai. 6 e mezzo per Gutierrez, come abbiamo detto, insomma, la partita dopo il ritorno in campo la subisci un pochino anche fisicamente, però il ragazzo c'ha personalità, si vede che partecipa alla manovra come se fosse abituato a giocare con noi da tanto tempo. Secondo me ci si può lavorare. C'ha tecnica. Lobbo, e che vi devo dire su Lobbo? Lobbo è l'amore mio. Lobbo fa questo e quell'altro. È Maria Stella, e quella, e le pulci, e solo voglia di darvi qualche spunto di cui magari non si è parlato nelle trasmissioni o sugli altri canali. Ma senza di lui non si può giocare a calcio. Il buol politano capitano, gestiamolo anche lui, in modo da averlo più fresco, meno affaticato, meno affannato, perché Politano può darci una grande mano anche lui. Se fate caso, è odiato più su alcuni social più di altri, ma nella vita reale lui è molto stimato nello spogliatoio e anche dai tifosi, quindi dipende da dove vivete il calcio. Politano non è il problema del Napoli. Il premio Micio ad Anguissa io lo confermo, però senza di lui voglio proprio vedere, dovrà crescere molto Elmas, dovrà essere anche pronto Gilmour all'occorrenza, non è facile sostituirlo, lo sappiamo bene. È il premio Reali, è giusto che vada a Domizzi, che si alza sui pedali. Domizzi, e con la sua classe mette in porta gli attaccanti. Tanto è facile, cioè siete partiti con Conte, cioè prima con Kvara, poi siete partiti con Conte, poi adesso un pochino di Mario De Bruyne. Adesso De Bruyne ha risposto sul campo e adesso vi starete concentrando su McTominay, buttare merda su altra gente, altri giocatori,
non ne usciamo, perché quello è un modo di vivere il calcio che non finirà mai, che porta interazioni sui social, di conseguenza verrà sfruttato dai malintenzionati. Io ringrazio voi invece che ascoltate questo video, perché voi siete quelli che mi permettono di mantenere una linea di equilibrio assoluta con dei numeri più che soddisfacenti senza dover fare il pagliaccio. È merito vostro. E penso che la possiamo chiudere qua. È uscito breve? Non credo. Però questo è. Potete lasciare i like finali. Dobbiamo catapultarci molto in fretta alla partita col Genoa. Dobbiamo capire bene. Si cambierà modulo. Tornerà Meretti in porta probabilmente. Vediamo, capiamo. Perché poi ho saputo dopo che insomma la Juve non è riuscita a vincere, però l'Inter sì, parlando di Champions, e anche l'Atalanta, e quindi le coppe servono anche per dare più consapevolezza o più dubbi alle squadre in costruzione, perché siamo solo all'inizio. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Partita equilibrata. Quando la partita è equilibrata, la differenza la fanno i campioni. Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.